Dottore, un'intuizione brillante che rivoluzionerà la processazione dei campioni nelle microbiologie del Veneto. Ci può illustrare i dettagli? Sì, la chiamerei un'intuizione brillante, è un pensiero, abbiamo mutuato quello che succedeva già da un'altra parte, cioè la trasfusionale. In questo momento in cui la percentuale di positività sulle analisi che facciamo è intorno al 2 per 1000, abbiamo deciso di fare dei pool. Cosa vuol dire? Vuol dire che prendiamo le provette, siamo partiti con 5 provette, il contenuto di ognuna di quelle le mettiamo in una provetta che noi chiamiamo la provetta pool e esaminiamo solo quella provetta. Se il risultato è negativo, viene automaticamente splittato il risultato sulle provette madri e viene refertato in questo modo. Cosa significa questo? Che se noi lo facciamo su 10 provette, noi usiamo una sola provetta, quindi un solo test, per 10 pazienti. La ricaduta è, per esempio, diciamo di lavoro e anche economica, perché abbiamo un test che costa 18 euro a paziente, in questo caso facendone 10 è 1,8 euro.